Amici di Veneto Club, buonasera e benvenuti a Pieve di Soligo per questa amichevole assolutamente di prestigio tra De Longhi Treviso Basket e i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia, il derby che verrà anche poi riproposto durante la stagione grazie anche al ritorno di Treviso Basket nella massima categoria. Questa sera c'è un assaggio: da una parte il tricolore di Venezia conquistato nella notte del 22 giugno contro il Banco di Sardegna Sassari, dall'altra la voglia di Serie A di Treviso che si propone questa sera con qualche novità che arriva sicuramente dal roster che aggiunge Charles Cook, l'americano appena presentato questa mattina, il rookie arrivato d'oltreoceano per completare il roster di coach Massimiliano Menetti, a cui naturalmente mancano i due lunghi di titolari, cioè Isaac Fotu e Amedeo Tessitori. Dall'altra parte anche Venezia con un paio di assenze, quella di Ariel Filloi impegnato con la nazionale alla pari di Tessitori, e poi l'assenza di Davide Casarin, che si è leggermente infortunato durante la seduta di allenamento e non sarà di questa partita. Al mio fianco Silvano Focarelli, collega della tribuna di Treviso. Silvano, il derby è sempre il derby, già si era rivisto negli anni passati, però quest'anno ha un sapore speciale perché è un derby tra due squadre di Serie A. Sì, appunto, buonasera a tutti, è un anticipo, insomma, un succoso antipasto di quello che potremo gustare in campionato, almeno due partite naturalmente in campionato, poi anche a Jesolo ci potrebbe essere un altro confronto nel torneo precampionato fra queste squadre. Credo che stasera la difficoltà maggiore della De Longhi sarà contrastare la batteria dei lunghi veneziani sotto canestro, che fa impressione vederli anche da vicino. Hai detto giustamente, hai ricordato che i due lunghi titolari sono ai mondiali in Cina. Menetti recupera Severini, che era assente nell'ultima amichevole contro Mantova, non recupera però ancora Alexei Nikolic, e anche questa è un'assenza piuttosto importante, è il playmaker titolare. Ma insomma, stasera è una festa per anche i tifosi che sono venuti qui a Pieve di Soligo, ed è, diciamo, la festa contro i campioni d'Italia, quindi la festa più bella che ci possa essere. E allora vedremo naturalmente che cosa ci saprà regalare questa festa, una festa che naturalmente coinvolge anche gli arbitri, perché ci sono Cristian Borgo, Giacomo Dori e Gabriele Gagno, fischietti locali, ma soprattutto con il buon Giacomo Dori che potrà festeggiare perché quest'anno potrà arbitrare, è stato promosso in Serie A, quindi un altro arbitro veneto in Serie A che arricchisce la truppa dei fischietti della nostra regione. È tutto pronto, vediamo già con la Reyer in campo con la canotta nera, le canotte City, quelle organizzate da RA per questa pre-season. Venezia che scenderà in campo con Julian Stone, Stefano Tunut, Michael Bramus, il capitano della Reyer, Mitchell Watt e Ike Udano. Dall'altra parte risponde la truppa di Max Menetti con David Logan, che è il primo a entrare in campo. Vediamo chi comporrà il resto del quintetto base scelto da Max Menetti. Come ricordava, manca il play titolare Alexei Nikolic, ancora il premio con qualche problemino, quindi vediamo Matteo Imbro, Matteo Chillo, Davide Alviti e Jordan Parks, quindi parte in panchina Charles Cook. Non è sicuramente una sorpresa. No, è stato presentato questa mattina, fra l'altro è arrivato l'altro giorno, un paio di allenamenti nelle gambe, è qui intanto per imparare, per vedere un po' gli schemi e tutto il resto, poi giocherà anche lui qualche minuto senz'altro. Primo possesso per i padroni di casa, visto che si gioca a Pieve di Soligo, siamo in provincia di Treviso, per Matteo Imbro che fa uscire dai blocchi Logan. Bello questa sfida tra David Logan e Julian Stone. Stone, giocatore poliedrico in grado di ricoprire tutti i ruoli del quintetto di coach Walter De Raffaele. Ora ancora Imbro che col pallone in mano vuole andare da Parks, passaggio consegnato che non trova ricezione, quindi poi si torna da Logan che rischia la spaccata, poi arma il tiro da 3 punti, non tocca niente, la palla tocca direttamente al fondo, e quindi primo possesso in favore della Reyer con il capitano orogranata Michael Bramus
che si incaricherà della battuta e si affida al pressing la De Longhi per mettere in difficoltà una Reyer che cercherà di migliorare anche dopo le due uscite stagionali. Ancora il pallone per Bramos, pallone dentro per Udano, bello il taglio centrale e grande canestro di Udano che va a mettere a segno i primi 2 punti della partita. Ancora con la palla di Logan per Imbro, il blocco di Chillo, ancora il pallone scaricato fuori per Logan che ha un tiro molto aperto e non lo sbaglia, il tiro da 2 punti. E qui forse si vedono, Silvano, le due caratteristiche delle due squadre. Venezia che cercherà di attaccare un po' di più il ferro contro Treviso che si dovrà affidare, intanto c'è una palla recuperata al tiro da fuori. Sì, due squadre poi anche aggressive, perché anche Treviso pressa alto e certo con la stazza e il tonnellaggio che ha Venezia deve per forza appoggiare la palla sotto e martellare i lunghi avversari che non sono proprio appunto quelli titolari. Però gara veloce, divertente e qui ancora un tiro, vedete i lunghi della De Longhi tirano da fuori perché da sotto avranno poco spazio. Tonut prova la penetrazione contro Logan che lo tiene bene, ancora Udano che l'anno scorso si è visto ad Avellino, ancora spazio per lui, Alviti lo affronta ma un gran canestro di pura potenza per il numero 2 di Venezia. Tutti i suoi primi 4 punti di questa partita per gli Orogranata. Ora bello il pallone di Logan per Chillo che va dentro da Parks contro Mitchell Watt, a segno il canestro di Jordan Parks. Il fallo di Mitchell Watt è già un bel segnale questo, vedere Parks andare dentro senza paura. E tiro libero aggiuntivo per Parks che quindi potrebbe dare anche il primo vantaggio alla formazione allenata da Max Menetti, già in piedi. A segno Jordan Parks, primo vantaggio per la formazione trevigiana. Pallone per ancora Udano che come vedete può fare anche un altro jolly per la formazione veneziana. Buona la difesa di Treviso che difende molto forte, partita aggressiva. Conscia anche delle parole dette da Max Menetti dopo la partita contro Mantova, l'errore al tiro da parte di Tonut e rimbalzo per la De Longhi che imposta con il capitano Matteo Imbro. Il blocco di Parks, si va per linee esterne con ancora Alviti, gioco abbastanza ancora rallentato per Treviso in fase offensiva, 8 secondi per il tiro dei trevigiani, il pallone dietro per Chillo, tutto libero, tutto facile. Sta andando un po' più piano Treviso rispetto a Venezia, ma sta facendo delle belle cose. Sta studiando bene i suoi schemi, non ha fretta, è proprio in fase di studio questa squadra, si deve adattare anche al gioco più fisico, più atletico della Serie A, però diciamo che in attesa degli assenti che sono 3 ci stanno vedendo delle buone cose. Ancora Julian Stone, il pallone fuori per Tonut, il tiro dall'angolo di Stefano Tonut, a segno Stefano Tonut. Riporta a -1 la Reyer, 7 per la De Longhi, 6 per l'Umana Reyer Venezia in questo primo derby della stagione 2019-2020. Derby che tornerà quasi subito nel campionato di Serie A. Chilo con un bel tiro libero, tiro aperto e finora la De Longhi sta cercando buone soluzioni con pazienza, cercando di liberare sempre nel migliore dei modi i suoi avversari. Ancora Watt, lo scarico per linee esterne con Bramos, il fallo in difesa commesso, da Davide Alviti ci sembra, e qualche piccola protesta tra Mitchell Watt e gli arbitri. Si erano abbracciati i due. E rimessa in zona offensiva per Venezia con 14 secondi sul tabellone, 6 e 16 da giocare qui a Pieve di Soligo, 9 per Treviso, 6 per Venezia che trova ancora in un Udano una buona soluzione, poi Watt cerca il tappin volante, c'è il fallo di Chilo per fermare un Udano sicuramente in ottima forma e ci sentiamo di dire già forse il più in palla della Reyer. Sì, diciamo che forse anche fisicamente è un giocatore che riesce a entrare in condizione prima degli altri, ma siamo ancora all'inizio di settembre, c'è tutto il tempo per migliorare e per progredire. Pallone dentro che non
viene giocato bene da Venezia anche per la buona difesa di Treviso, con Logan che parte e sfida Michael Bramos. Ora Logan nel ruolo di playmaker per lo scarico per Parks, che può andare a schiacciare. L'intervento, ci sembra, di Watt impedisce la schiacciata di Parks, ma ci sono 2 tiri liberi per Parks ed è il secondo fallo per Mitchell Watt. Non sicuramente un problema per la panchina lunghissima della Reggio. No, perché c'è un certo Widmar che è ancora più grosso di lui oltretutto, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Poi le rotazioni tra poco arriveranno anche da parte di Venezia. Intanto Parks fissa il maggior vantaggio, più 4 per Treviso, 10-6. 5:49, prova a mettere il naso avanti la De Longhi ed è un buon segnale, visto che nelle prime 2 uscite stagionali contro Trieste e contro Mantova invece non c'era stato questo buon impatto nei primi minuti di gioco. Ora il pallone di Watt dentro per Chillo, gran movimento di Watt che riesce a trovare 2 punti di assoluta forza contro la buona difesa di Matteo Chillo. Imbrò con il pick and pop per l'ex centro della Fortitudo. Ora prova ancora Logan, il pallone dentro che non va a segno, rimbalzone di Watt e Venezia che cerca di giocare con il contagiri molto rallentato. Ancora il pallone dentro per Udano. Parks deve spendere il suo, probabilmente non abbiamo visto comunque il suo fallo, e quindi altri tiri liberi per Ike Udano a segno e -1 per i campioni d'Italia. Secondo tiro libero per l'ex giocatore della Sidiga Savellino, che sbaglia. Rimbalzo di Matteo Imbrò e con un punto di svantaggio per Venezia. Treviso che ha messo le mani su questo inizio di gara e adesso vuole anche tenerlo. Chillo molto lontano dalla canestro, vuole sfidare Watt, ma invece si va ancora da Logan. 7 secondi per il tiro di Treviso, si va da Parks che gioca 1 contro 1 contro Udano. 2 secondi, 1 secondo, il gancetto di Jordan Parks che va a segno. A proposito di fisicità, testare la fisicità in questo caso è stato proprio un segnale abbastanza chiaro. Sì, ha accettato l'1 contro 1 proprio allo scadere, quindi un tiro molto difficile girandosi su se stesso. Parks è uno che è capace di fare queste cose, poi magari ne sbaglia altre di più facili, però è talento puro. Ancora il movimento tipico di Mitchell Watt che non va a segno. Rimbalzo di un positivo Davide Albiti che si è fatto vedere poco in attacco ma altrettanto bene in difesa. Il tentativo di Logan dall'altra parte non va a buon fine. A proposito di ritmi bassi, ecco che appena fai correre Venezia diventa letale. I primi cambi in questa partita, vediamo entrare Austin Day e Andrea De Nicolao al posto di Mitchell Watt e Julian Stone. Quindi i primi 2 cambi sono per Venezia. Si vanno ad averne sesti e settimi uomini come Austin Day e Andrea De Nicolao. Cioè, stiamo parlando della squadra campione d'Italia, cioè non di una squadretta qualsiasi. Se ha vinto lo scudetto, 2 scudetti negli ultimi 3 anni, voglio dire, c'è qualcosa che funziona e soprattutto c'è un roster assolutamente infinito. Aggiungiamoci anche una FIBA Cup nell'anno in cui Venezia non ha vinto lo scudetto, insomma 3 anni che Venezia vince, è un'occasione una tradizione che anche Treviso vuole riportare. Intanto ancora un bel canestro di Matteo Chillo che, se non andiamo errato, è il miglior marcatore dei suoi. Ora c'è il fallo di David Logan su Andrea De Nicolao e il cambio fuori David Logan, dentro Lorenzo Uglietti. Un'altra delle facce nuove di questa Serie A, anche se lui l'aveva già toccato in passato tanto con Biella quando era giovane, però sarà probabilmente anche una delle belle scommesse di Treviso Basket. È una scommessa, è uno specialista della difesa. Lui viene spedito sull'esterno in quel momento più pericoloso, ha fatto benissimo l'anno scorso in A2 e anche nei playoff. Lo attendiamo quest'anno con un livello ovviamente più alto. L'errore al tiro da parte di Venezia, il rimbalzo di Austin Day che va dentro, lo scarico nell'angolo, decide di giocarla ancora Tonut
3 minuti e 15 alla fine, il tiro per Day che va dentro, ancora il passaggio, il passo felpato del figlio dell'indimenticato Darren Day, e sicuramente la classe non manca. Qui vediamo intanto entrare Severini che si è dimenticato di togliersi il coprimaglia. Vabbè, pazienza, qualcuno glielo farà notare, comunque va bene lo stesso, siamo comunque in partite amichevoli, va bene anche questo. Quindi no, anzi ci correggiamo, la maglia c'è, è la maglia normale con sotto una maglia della salute. Intanto il tiro di Austin Day che va a segno, 14-12 per la De Longhi, che continua a guidare questa partita. Tiro libero e il secondo, conclusione per Austin Day, a segno per Austin Day, che quindi riporta a -1 la Reyer. 14 per Treviso, 13 per Venezia. Jordan Parks contro Austin Day, bello questo duello tra due giocatori sicuramente carichi di talento. 12 secondi per il tiro di Venezia, di Treviso, scusate, quel pallone che va per Uglietti, che deve fare un miracolo per tenere in campo la palla. 5 secondi e ora Parks deve inventarsi qualcosa. Tonut prova ad alzare l'intensità difensiva per portare via la palla a Parks. Tra l'altro entrambi i giocatori che hanno avuto nella propria carriera un passato a Trieste. Cambio per Treviso, fuori Davide Alvitti, arriva il momento dell'esordio di Jordan Parks. Fuori per Venezia invece Stefano Tonut, entra Jeremy Chappell e vedremo insomma questo Charles Cook terzo, come è scritto all'anagrafe. Sì, evidentemente in famiglia ce ne sono altri due di Charles Cook. Intanto bel canestro da fuori di capitano Imbrò, De Longhi che resta in avanti, adesso tutti con gli occhi puntati su questo nuovo giocatore per scoprire un po' già le sue caratteristiche. Allora Bramos con il consegnato per Chappell, si va lontano da De Nicolao, bello il passaggio per Bramos, gira bene la palla a Venezia. Uglietti si mette subito a marcare forte il suo avversario, in mente arriva la replica di Andrea De Nicolao. 17-16, si iniziano a scaldare le mani delle due formazioni. A Imbrò ha risposto De Nicolao, i due play che vanno a mettere, attenzione qui la palla persa, grande palla recuperata da De Nicolao con Parks che va a commettere fallo su Austin Day per evitare 2 punti facili. Adesso vediamo fallo del numero 11, quindi confermato Jordan Parks. Cambio, fuori Udano nelle file di Venezia, secondo fallo di Parks, fuori Udano, è entrato Gaspar Vidmar, giocatore di assoluta qualità e totalità all'interno del parquet. Vediamo intanto Matteo Imbrò che è dovuto andare in panchina per farsi probabilmente medicare, probabilmente un graffio nel contrasto precedente con De Nicolao. Sì, il gomito. Se non ha bisogno di altri infortuni, Menetti ne ha già uno fuori come infortunio e poi 2 come detto in nazionale a qualche migliaio di chilometri da qua. Tanto vediamo Day che potrebbe avere nelle mani anzi ce l'ha nelle mani la possibilità di avere il primo vantaggio per la sua squadra. E vediamo se Austin Day riesce intanto a impattare. 17 pari a 2 minuti e 05 dalla fine del primo quarto. Gara sicuramente molto divertente quella che vi stiamo raccontando qui dal nuovo palasport di Pieve di Soligo. Secondo tiro libero per Austin Day che va a segno e quindi va subito a replicare, parziale di 5-0 per Venezia, che quindi trova il vantaggio e il sorpasso nei confronti di Treviso. Esce Cook che tiene subito il pallone, vediamo le sue prime azioni con la maglia della De Longhi. Prova ad andare dentro Uglietti, lo scarico proprio per Cook che arma il tiro da 3 punti. È un airball, ma anche un minimo di emozione per lui. È da comprendere. Vidmar contro Parks, non molla Parks, lo gestisce molto bene. Day tira in faccia a Severini e c'è il fallo di Parks ed è il terzo fallo
diciamo che non è una bella notizia a un minuto alla fine del primo quarto. Ha cercato di tagliare fuori Widmer, ma Parks pesa forse la metà di Widmer, cioè anche la fisica ha le sue leggi e le sue regole. Ora vediamo il nuovo entrato, che è il nuovo sparring partner, diciamo, della De Longhi dopo la partenza di Lideka per Pesaro, e un altro lituano, Zlecas, che è stato preso proprio per rinforzare un po' il pacchetto Lunghi, molto depauperato dalle note assenze. Sì, perché ricordiamo Isaac Fotu impegnato con la Nuova Zelanda e Amedeo Tessitori impegnato con l'Italia ai mondiali in Cina, fa 1-2, intanto Gasper Widmer porta +2 il vantaggio della Reyer, in cui è entrato Bruno Cerella. Ancora Uglietti con il possesso di palla, prova a andare dentro, c'è il fallo di Andrea De Nicolao con Uglietti che per poco non riesce a trovare anche un potenziale gioco da 3 punti, mentre vediamo che Max Menetti chiede ancora lumi all'arbitro per la fischiata di prima su Parks. Sarà precampionato, ma a nessuno piace vedersi togliere un giocatore per un presunto fallo. Stiamo scherzando, qui c'è il derby Treviso-Venezia, il primo derby della stagione, si gioca in provincia di Treviso, insomma c'è quella rivalità che poi aumenterà in campionato, ma qui a perdere proprio non ci sta proprio nessuno. Anche perché il Palasport di Pieve di Soligo è bello pieno, nonostante insomma il clima ancora vacanziero. Tante persone sono venute qui per vedere la De Longhi e Treviso giocare, squadre che, come ci ricordava all'inizio della telecronaca Silvano Foccarelli, si ritroveranno potenzialmente anche al torneo di Jesolo, dove assieme alla Virtus Bologna e alla Dolomite Energia Trento fra 2 settimane, quindi il venerdì 13 e sabato 14, andrà in scena il tradizionale torneo della città veneziana. Prima ci saranno altri impegni per entrambe, con Venezia che giocherà venerdì e sabato a Lucca, un torneo di caratura internazionale, mentre per quanto riguarda intanto grande passo e incrociato di Austin Day su Luca Severini, super tradizione della casa. Ancora il pallone, intanto dicevamo Venezia invece sarà impegnata a Vicenza. Ora Zlecas con il pallone, passaggio addirittura sotto le gambe con Cook che va a sbagliare un appoggio abbastanza facile. L'ultimo possesso non sarà proprio l'ultimo, per una discrepanza di pochissimi centesimi, però l'ultimo possesso del primo quarto sarà per Venezia, con Andrea De Nicolao padovano in cabina di regia a sfidare David Logan, due che si sono anche già sfidati in una finale scudetto, se non andiamo errati, magari quando De Nicolao era a Reggio Emilia e Logan era con la maglia di Sassari. Sì, e Menetti se ne ricorda molto bene quella finale. Adesso vediamo l'ultimo possesso di Austin Day, viene raddoppiato, ottimo lavoro difensivo di Treviso, scusate, su Venezia, che riesce a recuperare palla e con 8 decimi da giocare ci sarà la palla per Treviso. Vediamo se Menetti aveva chiamato time out, non di questo avviso, mi sembra di no. 8 decimi, probabilmente è stato tolto un decimo all'attacco di Treviso, ma finirà così questo primo quarto, quindi 18 per la De Longhi Treviso, 21 per l'Umana Reyer Venezia. Molto bene da una parte Chillo per Treviso, dall'altra parte in gran spolvero Udano, ma sicuramente sono appena i primi 10 minuti di una partita che ci regalerà grandi emozioni. Noi ci risentiamo tra 1 minuto e mezzo circa per raccontarvi il secondo quarto di questo primo derby tra Umana Reyer Venezia e De Longhi Treviso Basket.
Si ricomincia a giocare qui a Pieve di Soligo con il possesso per l'Umana Reyer che ha chiuso in vantaggio i primi 10 minuti. Ora prova a scappare con il canestro di Jeremy Chappell, nuovo acquisto arrivato da Brindisi, che ora va a commettere fallo. Sentiamo che abbiamo visto anche le proteste da parte di Walter De Raffaele, cerchiamo di non condividerle proprio perché insomma si è sentito lo schiaffo arrivare fino a qui. E quindi rimessa per la De Longhi che deve recuperare. De Longhi che era in vantaggio 17-13 a 3 minuti dalla fine del primo quarto. Adesso il parziale dice 10-1. Silvano, sicuramente qualcosa si è un po' ingrippato nel motore della De Longhi. Sì, diciamo che la De Longhi sta sbagliando dei canestri abbastanza facili da sotto, ed è proprio da sotto che invece la squadra veneziana ha costruito questo +7, cioè appoggiando la palla sotto con gli 1 contro 1 che sono in questo momento improponibili. Ecco qua come circola molto bene la palla, e qui un tiro molto facile, ma circolazione perfetta per De Raffaele. Bella l'azione della Umana Reyer, campione d'Italia, salvata e graziata la De Longhi con Uglietti in cabina di regia, naturalmente senza Alexei Nikolic, ancora straordinari per Uglietti. Prova Logan, anche per lui il tiro sbagliato per prendersi il suo stesso rimbalzo, e tap-in vincente di David Logan, che poi anche da ridire nei confronti dell'arbitro, voleva un fallo non visto, e ora il pallone di De Nicolao per Cerella. Austin Day contro Luca Severini, si schianta contro il blocco di Vidmar. Austin Day da 2 punti, va ancora a segno l'americano che è stato premiato l'anno scorso come MVP delle finali. Venezia che ha vinto a gara 7 il suo secondo scudetto in 3 anni. Ora Charles Cook prova la linea di fondo per Severini, pallone per Uglietti, si ritorna per linee esterne, prova a far saltare Chappell, lo fa molto bene Lorenzo Uglietti. Chappell va praticamente fuori campo, Uglietti ha tutto il tempo per depositare il canestro del -3. De Nicolao fuori per Vidmar, grande movimento di Vidmar che riesce persino a spostare Slezas, figuriamoci se ci fosse stato qualcun altro. No, appunto, io vorrei rimarcare proprio questa differenza di tonnellaggio, nel basket se hai i lunghi più forti vinci, perché tu puoi essere tanto bravo nel tiro da 3 punti, nel tiro da fuori, ma la squadra che vince è quella che ha i lunghi migliori e quantomeno quelli più ingombranti. Non per niente Venezia quest'anno ha vinto lo scudetto proprio grazie, secondo me, ai suoi lunghi con Watts, Vidmar eccetera. Tanto fa 1 su 2 Vidmar, poi c'è la stoppata di Severini su Day e Uglietti che recupera la palla e arma Cook. Vediamo se riesce subito, grande accelerazione di Charles Cook, e diciamo che sicuramente la velocità c'è, adesso c'è da sistemare tutto il resto. Beh, vabbè, abbiamo capito, no, è un ragazzo, è un esterno, un 2-3 che come gambe le ha, perché senz'altro è uno veloce, bisogna lanciarlo, bisogna lasciargli, creargli lo spazio soprattutto, ma poi deve fare anche altre cose, deve difendere, deve anche tirare da fuori, perché è un esterno, quindi è lì anche per far punti. Però insomma lasciamoli almeno un'altra settimana, 10 giorni di ambientamento, e poi vedremo. Ora c'era il fallo su Vidmar, la panchina di Venezia reclamava il fallo antisportivo, diciamo che è arrivato proprio al limite a questo intervento su Vidmar, che ora ha il tiro libero aggiuntivo per riportare a +5 Venezia. Lo sbaglia il rimbalzo di Slezas con Francesco Pellegrino, uno dei volti nuovi della Reyer, pronto a entrare. Pellegrino, giocatore che l'anno scorso era in A2 esattamente come tanti giocatori di Treviso. Parte bene Cook, c'è il fallo di Vidmar che spende il fallo anche per il cambio, e cambio per Venezia, esce Vidmar, entra proprio Pellegrino, e rimessa per la formazione trevigiana con Lorenzo Uglietti. Treviso che deve recuperare 4 punti rispetto a Venezia, però è in partita, e questo è un aspetto molto importante vista la differenza di tonnellaggio e anche di panchina. Gran palla di Slezas, gira bene la palla Treviso con la bomba di Severini, in e out. Sfortunata ma bella la circolazione di palla di Treviso, che è tornata a far girare la palla come nei primi minuti. Sì,
Logan qui forse ha peccato un po' di altruismo, ma aveva intuito con la sua visione periferica che c'era libero un suo giocatore e ovviamente ha fatto bene a servirlo. Ancora un gran lavoro in difesa di Luca Severini, che ha ampiamente preso le misure, sta cercando di capire come si difende, ma in questo momento in anticipo si lavora. In questo caso qui, Silvano, dove non ci riesce il fisico ci deve arrivare l'atletismo e la lettura. Assolutamente sì, cioè intuire una frazione di secondo prima che il pallone va verso il tuo avversario e cercare in quel momento di anticiparlo, perché altrimenti spalla canestro uno contro uno, Widmar, Watts e tutti gli altri, lo stesso Day che è un esterno ma che ha un'altezza da lungo, insomma ti fanno nero. Eh sì, allora andiamo a vedere anche un po' di numeri del primo quarto, che Venezia ha chiuso in vantaggio 21-18, il risultato vede i campioni d'Italia avanti 28-24, quindi praticamente inalterato il vantaggio dei veneziani. Per quanto riguarda Treviso, i migliori marcatori dopo i primi 10 minuti erano Jordan Parks e Matteo Chillo con 6 punti, dall'altra parte come dicevamo molto bene Udano, ma con 5 punti segnati, ma altrettanto bene aveva fatto anche Austin Day con 6 punti realizzati. Sicuramente poi le percentuali di tiro vedevano abbastanza bene Treviso con un 6 su 8 da 2 punti, 6 su 9 per quanto riguardava invece Venezia. Adesso è chiaro che la differenza la faceva a rimbalzo, 8-4 nei primi 10 minuti, situazione che probabilmente si è un attimino allargata in questi primi 3 minuti e 20 di secondo quarto. Si riparte a giocare con la rimessa da fondo per Julian Stone, ancora pallone dentro e buon canestro per Venezia, che tocca il massimo vantaggio, 24 per Treviso, 30 per Venezia, che prova in questo momento il primo vero tentativo campione d'Italia. Beh, sai, alla lunga certe differenze saltano fuori. Vediamo se inventa qualcosa adesso. Bel gioco a due tra Severini e Logan, che da quella posizione questa volta non poteva sbagliare. Ma vedi, la De Longhi trova le risorse per reagire. Certamente alla lunga credo che Venezia farà valere tutta la sua superiorità. Austin Day chiuso da Severini, che sta facendo una grande partita in difesa dopo aver fatto molta fatica nei primi minuti. Julian Stone contro Uglietti, la tripla dall'angolo non va, rimbalzo di Slezas, che è l'ultimo a toccare. E adesso si alza anche il primo coro della serata da parte dei Fiori del Sud, arrivati qui a Pieve di Soligo. In effetti sarà pure un amichevole, però insomma un po' di tifo non guasta. No, guarda, Treviso-Venezia non è mai banale, è sempre un confronto sentito, anche gli anni scorsi quando si incontrarono sempre in amichevole nei vari tornei, insomma c'è sempre quel pizzico di pepe in più che non guasta mai. Il tiro di Stefano Tonut a segno da 2 punti e di nuovo più 6 per Venezia, altro grande talento del basket italiano, Stefano Tonut, giocatore che poi non è stato scelto per i mondiali in Cina, con un po' di stupore da parte di tutti, ma ora Alviti da 3 punti, non va, il rimbalzone proprio dello stesso Tonut, il primo tiro che si prende Davide Alviti in questa partita. Tonut rischia di perdere la palla, poi con una magata riesce a recuperarla. Beh, prima Venezia, poi Treviso, poi Cook, grandissime doti atletiche, perché riesce a prendersi il fallo di Julian Stone, a depositare a canestro senza perdere il controllo. Bella scelta, si sta presentando molto bene questo giocatore. Guarda, 2 azioni in fotocopia, qui poi l'ha rubata lui, palla quasi a metà campo, e qui dimostra quello che ha detto anche stamattina. Lui dice: io sono anche un giocatore principalmente difensivo, cioè voglio dare una mano ai miei compagni quando la palla c'erano gli altri, ed è stato sufficientemente aggressivo per guadagnarsi il recupero e andare a segnare con il fallo, quindi veramente il massimo che potrebbe pretendere. Tra l'altro contro un volpone come Julian Stone, giocatore sicuramente di assoluta qualità, un jolly per Walter De Raffaele, che con lui ha costruito sicuramente i successi di questa Umana Reyer. E ora Cook dalla linea del tiro libero per provare a ridurre, quindi a dimezzare lo svantaggio di Treviso. Missione compiuta, Treviso torna a -3 e comincia a rimettere il fiato sul collo
alla Reyer Venezia con Chappell che va da Tonut, giro palla quasi estenuante da parte di Venezia con Stone che arma il tiro da 3 punti, a segno Julian Stone, giocatore che se trova anche una certa confidenza con il tiro diventa veramente immarcabile. Ora Cook per linee laterali, si riparte ancora da Alviti, di nuovo quindi più 6 per Venezia che ricaccia indietro il primo tentativo di rimonta di Treviso, prova a rispondere a Stone Alviti ma è lungo il tiro del numero 4 della De Longhi. E ora Chappell prova a ragionare, a tenere i ritmi bassi della sua Reyer, il pallone per Udano che dopo i fuochi d'artificio dei primi possessi ha fatto decisamente più fatica. Pellegrino contro Chillo, buona la difesa di Uglietti su Stefano Tonut, c'è il fallo di Lorenzo Uglietti e un po' di cambi, anche giro di time out, ci sembra, giro di cambi e time out nelle file per la De Longhi. Vuole un attimino parlarci su e sicuramente partita gradevole, si sta alzando un attimino l'intensità difensiva da entrambe le parti, si sta vedendo sicuramente la qualità maggiore da parte di Venezia nel trovarsi soluzioni magari anche più difficili a metterle a segno. Ma sì, ma poi guardavo il primo quarto, già nel primo quarto Del Raffaele ne aveva fatti entrare 10, cioè veramente ha un roster con 2 squadre quasi, cioè, e ne manca uno comunque come Filloy. Non può dire altrettanto in questo momento la De Longhi, ma quando sarà completo secondo me avrà comunque una buona squadra, perché io sarei veramente sarei stato molto felice di vedere in azione Nikolic stasera che contro, per esempio, anche come Julian Stone, un avversario così, ma anche come altri, perché lui è uno di talento, è un giocatore che arriva dal Partizan di Belgrado, lui è sloveno, campione d'Europa tra l'altro, arriva dal Partizan di Belgrado, è qui in prestito e ha scelto Treviso per continuare la sua maturazione. Spero che pare che non sia così nel prossimo torneo, quello di sabato e domenica a Vicenza, e dovrà aspettare probabilmente la settimana dopo per rientrare, però lui è un giocatore molto molto da seguire e speriamo sicuramente che un pizzico di fortuna insomma la De Longhi dal punto di vista degli infortuni, stessa cosa dicasi anche per la Reyer che nelle ultime 2 stagioni ha dovuto fare veramente i conti con diversi acciacchi, insomma le squadre venete che faranno da riferimento nel campionato di Serie A possono sicuramente avere un po' più un pizzico di fortuna. Bramos tira praticamente quello che per lui lo sbaglia, e a volte anche i tiri facili o quelli che sembrano facili non sono poi così. Severini ancora per linee laterali, la De Longhi con Cook che si sta guadagnando tanti minuti, e ora grande rubata da parte di Stefano Tonut con l'inchiodata di Tonut che va a depositare il massimo vantaggio della partita. È un po' la chiave, Silvano, da entrambe le parti sembra essere la difesa. Sì, è chiaro, la fanno sempre insomma, i difensori, la differenza. Qui vede un altro appoggio abbastanza facile, forse un po' troppo facile per un giocatore come Cook, che invece avrebbe dovuto segnarlo, è già il secondo che sbaglia, e adesso c'è fuga vera, soprattutto qui c'è Tonut che va a travolgere il raccattapalle e si fa anche... No, non si fa assolutamente niente. Vediamo arrivare qua sotto Stefano Tonut, tutto a posto. No, adesso c'è la fuga vera, siamo quasi in doppia cifra, però adesso c'è un altro time out di Menetti a 3:15 dalla fine. 3:15 alla fine, più 8 per la De Longhi che recupera, scusate, più 8 per la Reyer, 8 lunghezze da recuperare per i padroni di casa della De Longhi Treviso, che sicuramente avevano iniziato bene, poi adesso stanno pagando il rientro da parte dei campioni d'Italia che hanno provato a mettere la freccia con maggiore energia, naturalmente le rotazioni più ridotte da parte di Menetti, che ricordiamo è senza il suo play titolare Alexei Nikolic, come ci ricordava Silvano Focarelli, per alcuni piccoli acciacchi che sono in via di definizione, soprattutto l'assenza di 2 giocatori molto importanti sotto le planche come Isaac Fotu e Amedeo Tessitori. Naturalmente si fa sentire Treviso che in questo momento deve cercare di fare di necessità virtù. Dall'altra parte Venezia invece sembra già essere abbastanza in palla,
entrambe le squadre hanno poi deciso, Silvano, di affidarsi a un progetto, quindi tenendo la base delle due squadre delle annate precedenti, e questo è un segnale. Beh sì, la Reyer l'ha fatto a ragion veduta evidentemente, perché è stata la squadra migliore nello scorso campionato. Treviso è stata la squadra migliore dello campionato di Serie A2 e quindi ha preferito puntare molto sugli stranieri. Evidentemente da 2 ha dovuto trovarne altre 3, quindi andare a 5. Sarà tutti da testare, da verificare, perché gli italiani li conosciamo bene, gli stranieri non altrettanto, a parte Logan. Tra l'altro De Longhi, che in questo momento anche senza Parks che è fuori per falli, ancora una tripla da parte di Julian Stone, il tap out da parte di Venezia, che quindi può ricominciare con Tonut. Il blocco di Watt va dentro Udano, il fallo commesso da Matteo Imbrò. Sta facendo molta fatica in questo momento Treviso a prendere le misure, soprattutto dal punto di vista dell'energia. Cambio, rientra Andrea De Nicolao con 2:30 da giocare sul cronometro. Prova naturalmente a svegliarsi anche il pubblico di Treviso, a dare una scossa ai suoi beniamini, mentre Udano prova ad allungare il vantaggio. +9 per Venezia, con Matteo Imbrò a portare palla. Ancora il pallone per Cook, si va da Alviti. Treviso che deve anche un po' ritrovare il feeling con il tiro da 3, con percentuali molto basse in questi primi 2 quarti. Chillo per Alviti, vediamo se l'abbiamo chiamata. Eccola qui, la bomba di Davide Alviti. L'abbiamo un po' evocata questa bomba, Silvano. Il terzo tentativo, Alviti che è un tiratore, è un 3 solamente tiratore, anche buon rimbalzista, ma lui è uno specialista dai 6,75. Dopo 2 errori ce l'ha fatta. Adesso vediamo se prende morale. Ora c'è il fallo di Davide Alviti, che si prende anche in reprimenda di Max Menetti, perché gli dice: hai visto che siamo in bonus, quindi regala 2 tiri liberi a Venezia. E tra l'altro a uno specialista come Michael Bramos, che ricordiamo è stato nominato capitano della Reyer in questa stagione. Altra chiamata, questa volta più guffata. Non ce ne vogliono gli amici di Venezia. Vediamo se Bramos sbaglia tutte e 2. Quindi doppia guffata. Ora c'è il fallo di Alviti, che va a spendere 2 falli nel giro di un batter di ciglio, ma sotto canestro rimane il problema di cui si parlava già in anteprima di questa partita. Cioè, proprio manca, come dire, la chiamo carne da rimbalzo, no? Cioè, giocatori in grado di mettersi davanti all'avversario e tagliarlo fuori, che è il fondamentale principale in difesa a rimbalzo. Pur sbagliando tanti tiri liberi, Venezia comunque resta avanti di 6 punti, perché ha più possessi evidentemente e quindi più possibilità di far punti. Terzo libero consecutivo sbagliato da Mitchell Watt, che adesso ha la possibilità di rimpinguare il bottino personale. Sbaglia 0 su 4. Direi che se non è un evento poco ci manca. Bella palla di Uglietti per Watt. Qui sentiamo dire che forse c'era un contatto su Severini, invece gli arbitri hanno ritenuto regolare la stoppata di Watt su Severini. Ora Tonut gioca per Udano, va fino alla fine. Udano, grande movimento, sbaglia il rimbalzo di Severini, con Uglietti a chiamare il gioco offensivo per Treviso, che può recuperare e ricucire un po' lo strappo, con Matteo Imbrò che esce dai blocchi, marcato strettissimo da Stefano Tonut, che non gli vuole lasciare spazio. C'è il fallo della difesa da parte di Ike Udano, e rimessa perché non c'è ancora il bonus peso per Venezia, che entra adesso in bonus, e quindi rimessa per Treviso, che ha una nuova opportunità per ridurre il divario dalla squadra campione d'Italia. Esce Alviti, entra Logan, si riabbassa il quintetto della De Longhi. Sì, acquisisce però maggiore pericolosità da fuori, maggiore esperienza. Certo, bisogna pure che anche Menetti faccia le sue rotazioni per quello che può fare.
e Logan comunque in questo momento è uno che in campo, se sei sotto e vuoi rimontare, bisogna che ci stia. E adesso è entrato Chappell per Bramos, 1:11 per arrivare all'intervallo lungo di questo primo tempo, che comunque è stato molto gradevole qui al Palasport di Pieve di Soligo. 38 per Venezia, 32 per Treviso, 1 minuto e 11, poi ci sarà l'intervallo lungo con le due squadre che potranno anche sistemare un po' di cose. La rimessa affidata a Severini con la palla che viene data a Slezas, ricordiamo questo giocatore lituano che è in prova, sta aiutando Treviso in questo precampionato vista l'assenza di Fotu e Tessitori. Il tiro di Severini va a scheggiare il ferro e siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, con Venezia che poi invece, scampato il pericolo del ritorno di Treviso, anche allungare con De Nicolau con la tripla che tocca il primo ferro. Watt contro Slezas, si gira, passo incrociato e con il suo classico perno Mitchell Watt va a depositare in fondo al cestino di Treviso altri 2 punti molto importanti. Vediamo Logan cosa decide di fare contro De Nicolau, va a mettersi in proprio canestro del professor Logan che va a segno, e vediamo Menetti che continua anche ad avercene con gli arbitri. Sicuramente insomma fallo, probabilmente credo che abbia chiesto un fallo sul contatto, sul tiro di Logan, ma vabbè, schermaglie precampionato che servono proprio anche per entrare nel clima che vedremo e che sentiremo per la De Longhi dal 26 di settembre. Sì, anche perché comunque diciamo che il rapporto arbitri-allenatori in questo periodo dell'anno è importante anche per creare, diciamo, una sorta di confronto e di aiuto reciproco, perché è chiaro che insomma meglio cose vanno in campo, meglio poi ci sarà anche la pallacanestro che si vedrà. Anche gli arbitri sono in fase di preparazione, quindi insomma comprensione per tutti. Poi ci sarà tempo, quando poi in campo si andrà per i 2 punti, anche per parlare un po'
Reyer già in campo con... Rieccoci dal Palasport di Soligo, tutto pronto per la ripresa di questa gara amichevole, il derby tra Treviso Basket e l'Umana Reyer Venezia. I primi 20 minuti si sono chiusi sul +8 per i campioni d'Italia, 42 per Venezia, 34 per Treviso, e adesso bisognerà vedere chiaramente quale sarà la reazione di Treviso, che può sicuramente recuperare Jordan Parks, uscito anzitempo per problemi di falli, e avrà rotazioni più ridotte, ma vedremo quale sarà la reazione della squadra di Max Menetti, che di principio non ci sta mai a perdere. No, la mentalità di Menetti poi è questa. Ok, ne manca un altro e non ci voleva, ma quelli che ci sono in campo finora hanno dato veramente il massimo. La tripla per dare subito la scossa la mette Capitan Matteo Imbro, ed è un bel segnale di quello che vi avevamo preannunciato, probabilmente proprio la voglia da parte di Treviso di partire forte. Mitchell Watt, scarico fuori per Bramos, gira benissimo la palla per Venezia, la tripla di Julian Stone che va a segno chirurgico, l'americano dell'Umana che ricaccia subito indietro la formazione trevigiana. Parks, vediamo se prova anche lui a armare il tiro da 3 punti, il tiro che prende il secondo ferro, non va, rimbalzo di Tonut in solitaria, parte subito veloce la guarda Giuliana, grande palla per Udano che va a inchiodare la Bimane, che vale il +10. Massimo vantaggio della serata per i campioni d'Italia, che rispondono subito così al tentativo di rimonta da parte di Treviso, che naturalmente deve avere pazienza e immaginare che la partita sarà lunga. Ancora un tiro da 3 punti da parte di David Logan, e Silvano, possiamo dire che questa ripresa è iniziata a colpi di bombe. Sì, dopo un primo tempo in cui le due squadre avevano segnato complessivamente 4 su 19, adesso si stanno rifacendo, ma certe amnesie difensive Menetti, proprio come questa, non le deve gradire senz'altro. Sì, Watt lasciato libero sotto le planche, va a inchiodare un'altra schiacciata, la seconda consecutiva e altra tripla, a proposito di consecutive, del professor Logan per Treviso, che può cercare di non lasciare la scia della Reyer, non la vuole far scappare per tantissimi motivi. Udano, forse c'era un'infrazione di passi, ma gira bene la palla, ancora Stonda, 3 punti, non sbagliano più. Quarta bomba di un inizio di terzo quarto assolutamente fenomenale. Sì, il riposo ha fatto molto bene ai tiratori, adesso non continueranno così a non sbagliare mai, ma ci stiamo divertendo. Parks dentro per il fallo e vale di Jordan Parks contro Mitchell Watt. Sicuramente Jordan Parks sta dimostrando di volersi ben confrontare con il palcoscenico della Serie A, punteggio che schizza naturalmente in alto con questi attacchi molto efficienti in primi minuti, 2 minuti e mezzo sicuramente di grandissima qualità offensiva. Sbaglia purtroppo Parks il tiro libero aggiuntivo, e palla che viene recuperata da Venezia con Tonut a impostare il gioco offensivo degli Oro Granata, con il pallone ha bloccato ripetutamente e poi va a mettersi in proprio. È un piacere vedere giocare Stefano Tonut così, comunque. Sì, lui ha recuperato l'anno scorso giusto in tempo per essere determinante anche nei playoff. Adesso, se ha un po' di continuità dal punto di vista della salute e comincia bene il campionato, è uno da nazionale fisso. Ancora David Logan, e se è un piacere vedere Tonut, è poesia veramente vedere David Logan. 8 punti di fila per l'americano della DeLonghi, che si carica sulle spalle la sua squadra. Ora Tonut contro Alviti, va fino alla fine, sbaglia un rigore. Tonut, che chiedeva il fallo, prova naturalmente a partire Logan, fermato da una spallata di Bramos e rimessa in favore della DeLonghi, che può provare un'altra volta a ricucire questo strappo. È partita forte la DeLonghi, come era iniziato anche nei primi 10 minuti della partita, però ha risposto subito presente la Reyer, andando a punire tutte le amnesie difensive della formazione di Max Menetti.
che ricordiamo è senza due nazionali. Ancora Logan, ancora David Logan, 11° punto per lui, è on fire il professore. Il professore sta impartendo lezioni di tiro un po' a tutti. Qui fallo su Stone. Fallo di Matteo Imbrò su Julian Stone, dicevamo, sta impartendo lezioni e con questo palleggio, step back e tiro da 3 punti, penso che ci abbia fatto una carriera. No, ci ha costruito esattamente una carriera, ha costruito anche i suoi successi, fra cui quello scudetto levato di mano proprio a Coach Menetti con la maglia di Sassari. Ha 36 anni, ma giocando così ne può giocare almeno altri 2 o 3 di campionati assolutamente a questo livello. E così intanto Treviso torna a -4, sbaglia il primo, intanto Julian Stone segna il secondo l'americano, e quindi Venezia che ha ora solo 5 punti di vantaggio, erano 10 pochi secondi fa. Ancora Logan fino alla fine, scarico per Chillo a segno. È tutta altra De Longhi, molto più fluida in attacco, molto più precisa. Sicuramente questa forse è la più vicina alla De Longhi che vedremo in campionato. Sì, adesso si è un po' sciolta, devo dire, perché diciamo che anche la Reia forse in difesa sta un po', non dico mollando, ma concedendo qualche centimetro in più anche nel tiro da fuori, e allora Logan, ma anche Chillo, che non si fa pregare, anche se non è un tiratore, ma se è libero lui ci prova e l'ha messa. Adesso Treviso addirittura con la palla per tornare in parità dopo essere stata sotto anche di 10 punti sul 37-47. E la palla quindi ora per Logan, che va dal Viti, vuole l'uscita dai blocchi del suo capitano, non lo trova e quindi si va ancora da Chillo contro Logan. Il pallone per Chillo, step, il tiro di Logan non va, il rimbalzo con tanto di tap-in da parte di Jordan Parks. 20-13 il parziale per Treviso nel terzo quarto. In 5 minuti 20 punti, insomma direi assolutamente tantissima roba per una De Longhi che sicuramente ha messo il turbo. Julian Stone vuole mettersi in proprio, invece si va da Stefano Tonut contro David Logan, fallo di David Logan su Stefano Tonut. Il primo passo di Stefano Tonut è sicuramente una delle sue armi letali. Vediamo ora fermo, tutto a posto per il numero 7 della squadra campione d'Italia, ma Treviso ha ricucito alla grande tutto il parziale con cui Venezia aveva toccato il +10, e dicevamo in apertura di questo terzo quarto, vediamo quale sarà la reazione della De Longhi. Silvano, direi una signora reazione. A riposo Menetti evidentemente ha impartito dei correttivi tattici e tecnici, soprattutto ha sveltito la manovra, trovando quei tiri da fuori e anche dei buonissimi tiri dove Logan veramente va letteralmente a nozze. E +2 con il tiro libero di Stefano Tonut, che sbaglia, non segna il secondo, quindi ancora una possibilità per Treviso di ridurre la distanza, di tornare addirittura in pareggio con un tiro da 2 punti. Logan contro Chappell, si sta accendendo il professore, che però qui sbaglia. Grande rubata di Stefano Tonut, che va a depositare 2 punti comodi. Stefano Tonut in versione Arsenio Lupin, già la seconda volta che il numero 7 dell'Umana Reyer si va a mostrare in versione di intercetto. E invece bellissimo questo pick and roll con tra Imbrò e Chillo, con il numero 15 di Treviso che va a depositare il canestro del -2. Ora ancora Tonut che fa girare la palla per Austin Day, la tripla di Austin Day che entra e esce, il rimbalzo di Chappell, e questo sicuramente è un rimbalzo molto pesante perché non l'ha andato a prendere Widmar, ma l'ha preso Chappell. Sì, in mezzo a 3 avversari, qui taglia fuori questo sconosciuto. E vedremo naturalmente, questo sarà un aspetto su cui Treviso dovrà lavorare. Pallone per Logan, ancora da 3 punti, non va. Naturalmente attenzione, Stone parte a tutta velocità, tutta birra, pallone per Chappell che prova a mettere questo pallone dentro, intercetto di Chillo per il contropiede di Logan che deve dare la palla dentro a Parks che sbaglia un rigore, veramente un errore incredibile.
era tutto facile questo contropiede della De Longhi, ce l'è un po' complicato. Tutto è nato da un cattivo controllo di Logan del pallone che poteva anche andare fino in fondo, ha dovuto tornare fuori, poi anche Parks era un po' sbilanciato. Poi pallone ancora per Treviso. Palla ancora per la De Longhi, si scalda, come sentite, il pubblico di Pieve di Soligo, e qui Treviso butta alle ortiche una palla che sarebbe stata molto importante. È rimessa per la Umana Reyer, intanto esce uno strabiliante David Logan, rientra Charles Cook. Silvano, il tuo giudizio su questo primo tempo del nuovo arrivato della De Longhi? Ma non posso che dire aspettiamo, sta imparando, è arrivato veramente l'altro giorno, ha fatto un paio di allenamenti e qui proprio per cominciare a capire come si gioca, come gioca questa sua squadra. Direi di aspettare almeno un altro paio di partite, ecco, quelle di Vicenza, per vedere poi qualcosa di leggermente più vicino a un giudizio più fondato. E se da una parte c'è David Logan, dall'altra c'è uno Stefano Tonut che si sta mettendo sicuramente in mostra, sbaglia il tiro libero e quindi Treviso rimane in scia alla formazione campione d'Italia, che va a segno con questo secondo tiro libero di Stefano Tonut. 5-6 Treviso, 6-1 per l'Umana Reyer Venezia, che ora va vicina allo scippo, poi con un tocco Chillo mette ordine, la dà a Parks, a rischio di un'altra palla persa per Treviso. Ora il pallone per Parks che gira per Albiti, che deve alzare il tiro da 3 punti, non va, tap out, palla che alla fine viene conquistata da Vidmar e De Nicolao a impostare il gioco per Venezia, che ha respinto l'assalto di Treviso. Ora bella la rubata di De Nicolao, che poi tratta di imbro per De Nicolao, e ora arriva che addirittura il contropiede con la palla mezza persa, mezza recuperata. Pasticciano un po' tutti a ritmi altissimi, tanti pasticciano una parte dall'altra, e il giocatore che adesso il gioco si ferma per asciugare il parquet. Abbiamo visto in pochi secondi tante brutte cose. Siamo tornati a vedere il reale precampionato, cioè due squadre che sono in rodaggio, hanno le loro fiammate, le loro vampate di grande basket, e poi però magari pagano anche sul piano fisico, perché stasera qui è molto caldo, la preparazione è ancora incompleta, gli alti e bassi vanno messi in preventivo. Sì, intanto è entrato Bruno Cerella, è entrato anche Uglietti nelle file di Treviso, palla che viene gestita da De Nicolao per Austin Day, libero di fare un po' il suo passo tipico, sbaglia un po', sfortunato Austin Day con la palla che è entrata e uscita. Ora vediamo se Treviso riesce a riprendersi. Invece palla persa da Cook, palla che ora viene recuperata da Venezia con il time out richiesto da un tarantolato Max Menenti, che veramente a vedere queste cose probabilmente non gli è mai piaciuto nemmeno in precampionato. Beh, ma cosa deve fare? Fa bene, evidentemente deve tenere un po' anche sulla corda i suoi giocatori, perché qui è qui che si formano le squadre, che si trova l'affiatamento, quella famosa chimica che bisogna avere per far bene in ogni sport. Qui bisogna tenerli sotto pressione, Menenti lo sa, poi anche se non glielo ricordasse lui, i giocatori contro una squadra come la Reyer, campione d'Italia, sanno che devono metterci veramente tutto il massimo dell'impegno ogni volta su ogni pallone, e tutto sommato star sotto di 5 punti nelle condizioni in cui sono e contro l'avversario che vediamo, credo che sia già un buon risultato. Sì, perché è giusto ricordare, perché ci mettesse soltanto ora in ascolto, che oltre ai due nazionali assenti manca anche Alexei Nikolic alla De Longhi, mentre dall'altra parte Venezia è praticamente al completo, manca solo Filloi, che praticamente non ha ancora mai visto i suoi nuovi compagni dal momento della firma, perché da quando c'era durante la Reyer lui era con la maglia azzurra, e quindi con l'Italia
che sta vivendo queste emozioni al mondiale in Cina. D'altra parte l'unico assente per Venezia è Davide Casarin, però sicuramente De Raffaele al roster al completo e quindi può anche gestire al meglio le sue rotazioni. Widmar contro Severini, sbaglia Widmar e Austin Day va a prendere il rimbalzo e a prendersi anche il fallo di Jordan Parks, ed è una brutta notizia perché oltre a falle valle è il quarto fallo di Parks. Ma vedi, sbaglia il lungo e c'è il Day che è un falso lungo, ma che cos'è, 2,9 metri credo, più o meno, che sì è un esterno ma che sotto canestro sa mettersi lì e prendere la palla sopra la testa dell'avversario. C'è poco da fare, questa è fisicità e questo è atletismo. Certo, adesso dopo essere tornati anche a -1 la Reyer è riuscita a ricacciare indietro Treviso. Austin Day a segno con il tiro libero aggiuntivo e quindi nuovo allungo dei campioni d'Italia, con Treviso che chiaramente paga le rotazioni ridotte, e questo sicuramente sarà un aspetto da considerare. Qui c'è il fallo di Jeremy Chappell sulla partenza incrociata di Lorenzo Uglietti. Ricordiamo tra l'altro che oggi gli arbitri sono Cristian Borgo, Giacomo Dori e Gabriele Gagno, con Giacomo Dori che quindi comincerà ad assaporare il clima della Serie A, visto che è stato promosso nella massima competizione. Altra palla persa da Treviso, che sta inanellando una serie di palle perse molto pesanti dopo i primi 20 minuti, dove le palle perse sono state veramente poche per la De Longhi. Adesso se ne sono tante in questo terzo quarto. Assolutamente, la fatica si fa sentire, le gambe cominciano ad essere pesanti, soprattutto per chi ha rotazioni meno ampie rispetto a Venezia come Treviso, che però continua comunque con i denti a tenere botta in qualche maniera e non a farsi staccare in maniera irrimediabile. Adesso è entrato il clima di derby, anche il pubblico di Pieve di Soligo, con Cook che la dà a Uglietti, ancora naturalmente fuori dai meccanismi l'americano arrivato l'altro giorno, mentre Slezas va a prendere una tabellata nel tentativo di gancetto. 50 secondi per arrivare al termine di questa terzo quarto, che ha visto Venezia quasi riagganciata dalla De Longhi, ma è stata brava la formazione campione d'Italia a riallontanare i trevigiani. 42 secondi per arrivare alla penultima sirena, 8 per il tiro di Venezia, che sicuramente ora parti con De Nicolao e la rimessa di Austin Day. Vediamo Uglietti, attenzione, che ha messo male la caviglia, vediamo cosa sia stato. Solo bello questo tentativo di difesa da parte di Venezia con De Nicolao, che ovviamente va a spendere il fallo, ma vediamo Uglietti toccarsi la caviglia, speriamo non sia niente di grave. No, non credo, perché non chiede il cambio e quindi dovrebbe essere tutto a posto. Sì, tra l'altro Uglietti, che proprio su questo parquet l'anno scorso ha passato forse il momento proprio brutto, speriamo proprio che lo possa cancellare. 20 secondi. Cook per Slezas, prova a partire il lungo lituano, poi si va da Uglietti. 6 secondi per il tiro. Uglietti deve inventarsi qualcosa contro Widmar, tabellata di Uglietti, la palla che viene recuperata da Austin Day, ben marcato da Alviti. Ancora Austin Day, bravo qui Severini a sporcare questo possesso. E ultimi 3 secondi per il tiro di Venezia, che vediamo se riuscirà a ricacciare indietro Treviso. Chappell va per De Nicolao, bello il backdoor con Chappell, che va a inchiodare il +10 con cui si chiude anche il terzo quarto tra Umana Reyer Venezia e Treviso Basket. 66 per i campioni d'Italia, 56 per i trevigiani di Max Menetti. Noi ci sentiamo tra poco per raccontarvi gli ultimi 10 minuti di questo primo derby della stagione 2019-2020.
Iniziati gli ultimi 10 minuti di questo derby tra Treviso e Venezia e partono con il turbo di Andrea De Nicolao che va a depositare il massimo vantaggio della partita per la Reyer, 56-68, 6-8, prova a mettere la freccia e a mettere al sicuro la vittoria la formazione di coach Walter De Raffaele con il pallone per Chillo che gira per linee esterne, non sa cosa farsene, deve girare veloce la palla, 2 secondi, Uglietti stoppato, grande difesa di Venezia e adesso Treviso comincia a avere la spia della riserva evidentemente già accesa, step back di Austin Day e Venezia fa capire perché è campione d'Italia. Perché è campione d'Italia? Perché in questo momento ha un quintetto che risente di meno della fatica. Andiamo Cook. Bella questa iniziativa di Charles Cook che sicuramente in quanto atletismo ha fatto vedere delle cose molto interessanti. Dovremmo vederlo per quanto riguarda poi la praticità anche nel poter punire con tiri da fuori, perché Treviso insomma ha fatto anche del tiro da 3, una delle sue caratteristiche importanti. Secondo me è più 3 che 2 lui, diciamo che è un 2,5 ma più tendente verso l'ala che non la guardia qui. Alviti contro Widmar, cioè lo porta a scuola ogni volta. Lezione di post basso per Davide Alviti contro Gasper Widmar, vediamo se gli risponde con una bomba. Allora qui sicuramente da una parte lezioni di post basso, dall'altra lezioni di post alto. Ognuno ha le armi che ha e le sfrutta nella maniera migliore. E Davide Alviti sicuramente giocatore che deve crescere, potrà diventare una risorsa importante per questa De Longhi che ha scommesso su di lui già l'anno scorso, ma ancora di più scommetterà quest'anno su di lui. Rimbalzo di De Nicolao a conferma delle grandissime difficoltà a rimbalzo della De Longhi, che ci si augura possano sistemarsi con l'arrivo di 2 giocatori di centimetri spessore come Foto e Tessitori, che nella logica menettiana non sono da escludere come complementari, Silvano. No, Tessitori è un 5 puro, Fotu è un giocatore che può, anzi è più 4 che 5 senz'altro, quindi però è a stazza, ha fisicità, grande canestro in rovesciata di Uglietti, detto anche Tafferuglio per come mette tanta intensità e aggressività come in questo momento su De Nicolao. Insomma, aspettiamo solo di vedere questa squadra con i lunghi in campo e per tanti minuti e poi daremo dei giudizi più precisi. E con il play, perché insomma da che basket è basket, l'asse play pivot è la colonna portante, la colonna vertebrale di una squadra. Treviso in questo momento è priva dell'uno e dell'altro, mentre Venezia è al completo, e questo si sta vedendo per rotazioni e anche per freschezza atletica. Jeremy Chappell brucia sul primo passo Davide Alviti, che poi commette una ingenuità clamorosa andando a commettere il fallo sull'americano che ormai era già tranquillo di aver segnato i 2 punti, e infatti arriva
l'immancabile reprimenda di Max Menetti. Cambio nelle file di Venezia, esce Austin Day assolutamente già in grande spolvero, rientra Ike Udano. Tiro libero aggiuntivo per Jeremy Chappell, che non sbaglia. A segno Jeremy Chappell, giocatore che era nell'orbita Reyer ma che è arrivato dopo l'addio quasi, diciamo così, inatteso dell'ex capitano Granata Marquez Sainz. Beh, Chappell comunque l'anno scorso a Brindisi ha fatto bene, io credo che sia un acquisto poi anche adatto al gioco veloce, molto, molto rapido, e anche in contropiede di De Raffaele, è un giocatore che sa esaltarsi in velocità nell'uno contro uno. E adesso il tentativo di Uglietti da 3 punti non va, 7 minuti alla fine di questa partita, con Venezia che ha ancora il pallone per Watt, fuori per Cerella, gira bene la palla con Udano che prova a partire, grande partenza di Udano, stoppata di Severini in recupero su Udano, si riprende un po' di meriti la formazione trevigiana e tanto c'è il fallo commesso sulla penetrazione di Uglietti che di mollare non ce ne ha manco la minima idea. Lui è il simbolo proprio dell'aggressività, lui finisce ogni partita, te lo assicuro, in maniera sfinita proprio, no? Finisce tutta la benzina che ha, ma proprio per questo piace, è l'idolo dei tifosi che lo adorano per come ha saputo anche l'anno scorso bloccare o comunque limitare, marcare molto bene tutti i tiratori più importanti avversari, e quest'anno dovrà salire anche lui di livello perché le difficoltà aumenteranno anche per lui. Certo, però insomma, un giocatore che ha grandissimi margini di crescita e sta dimostrando ampiamente pronto ad affrontarli. Sbaglia il secondo tiro libero, mantengono 11 i punti di distanza tra Treviso e Venezia, con Mitchell Watt che va a sfidare Matteo Chilo, tanti minuti per lui ma gioco forza. Stone gira ancora la palla per le linee esterne, Cerella sfidato a tirare, si va ancora da Watt dentro l'area, gancetto, ed è marchio di fabbrica della casa per Mitchell Watt che fa portare a più 13 la Reyer, che ha le mani sulla partita. Bravo ancora Uglietti che va a segnare con una grandissima penetrazione, e sicuramente ancora molto positivo Lorenzo Uglietti in questa nuova uscita. Si sta sicuramente confermando un giocatore su cui Max Menetti potrà fare affidamento. Poi parliamoci anche abbastanza chiaramente, Watt da 3, e questa è la conferma della qualità del roster di Venezia, che quando non riesce a liberare i suoi tiratori principali hai Mitchell Watt, uno che ha una mano delicata per essere un 5, ma insomma che riesce anche a mettere queste triple. Cioè, come fai a marcare un lungo come lui che tira da 3? Devi solo sperare che sbagli. Qui guarda che roba, cioè, un passaggio baseball a tutto campo, e Chappell è lì a metterla dentro. Adesso è grande basket qui al Palasport di Pieve di Soligo, con Venezia che tocca il massimo vantaggio e sta mettendo con largo anticipo i titoli di coda su questa partita, ma naturalmente partita che servirà per dare indicazioni importanti a Max Menetti e che servirà soprattutto per far capire a Treviso che chiaramente si dovrà partire dall'aspetto difensivo, perché chiaramente qui il dato che risalta sicuramente sono già gli 82 punti concessi alla Reyer. Sì, ma quest'anno bisognerà come dire, entrare in un altro ordine di idee, perché l'anno scorso insomma, era Treviso a farne 80-90 e a subirne 60 o 70. Quest'anno spesso sarà il contrario, cioè bisogna entrare in una mentalità da salvezza. Quest'anno la squadra, che ha il suo primo anno di Serie A, è meglio sempre ricordarlo, tanti suoi giocatori sono esordienti in Serie A, dovrà cercare solamente di fare quei punti per restarci in Serie A, e sarebbe già un grosso successo. Ci sono 2 retrocessioni quest'anno, Menetti non si stanca mai di ripeterlo e di ricordarlo, quindi va bene l'entusiasmo, va bene sperare naturalmente nel meglio, ma attenzione perché ci sono 2 retrocessioni e la Serie A non perdona. Sì, perché è anche giusto riconoscere le
differenze, gli obiettivi. Chiaramente per Venezia le sfide contro il Treviso sono un derby, ma pur sempre dei derby che Venezia non può permettersi di perdere. Dall'altra parte Treviso avrebbe solo di che guadagnarci dalla sfida contro una formazione come quella campione d'Italia. Altra rubata da parte di Udano, e quindi Venezia che può andare anche a portarsi a oltre al tiro da 3 punti, oltre i 16 punti di vantaggio. Chiede scusa a Giulia Stone per la scelta offensiva, ma sul più 16 se lo può anche permettere il jolly offensivo di De Raffaele. Qui c'è un fallo triplo, diciamo, non doppio, triplo fallo. Alla fine viene sanzionato il fallo su Matteo Chillo, che può incaricarsi di battere 2 tiri liberi. C'è il cambio fuori Stone e dentro De Nicolao. Come si vede, De Raffaele non perdona neanche in precampionato le scelte un po' forzate. Ma fa benissimo lo stesso Menetti. Bisogna veramente tenerli già sulla corda e fargli capire a questi giocatori che se sbagliano ce n'è un altro comunque che è pronto a prendere il suo posto. Nessuno si deve sentire, anche Venezia naturalmente, ma anche Treviso, nessuno si deve sentire titolare a priori di un posto, di una maglia da titolare per l'appunto. Se lo deve sempre comunque guadagnare. 0 su 2 per Matteo Chillo, rimane il più 16 per Venezia, che come dicevamo ormai sta mettendo i titoli di coda. Saranno minuti di garbage time, chiamiamoli così. Tanto gira benissimo la palla Venezia. Vediamo se qui Jordan Parks ci regala qualcosa. Gran canestro di Jordan Parks, che non può inchiodare la schiacciata per il rientro di Stefano Tonut, che è un altro che non permette che nel suo canestro si vadano a fare punti facili. Peccato oggi, perché Jordan Parks è stato condizionato tantissimo dai falli. Questa sarà forse una delle chiavi della stagione trevigiana. Il tiro di Tonut sbagliato, rimbalzo, manco a dirlo, di Mitchell Watt. Sicuramente tante chiavi di lettura di questa sfida. Grande palla di De Nicolao. C'è il fallo commesso dalla difesa di Treviso. Vediamo che è rimasto a terra un giocatore di Treviso, probabilmente più esausto che altro. Colpo abbastanza tosto per Ruglietti. Un intervento quasi, diciamo così, da calcio di rigore più che da tiri liberi, Silvano. Vabbè, sì, va bene, siamo alla fine. Fatica che si fa sentire probabilmente anche un po' anche nell'area, ma soprattutto in una De Longhi che ormai avrebbe bisogno delle bombole d'ossigeno per cercare di trovare nuove energie. Le sta trovando comunque, perché vuole comunque fare una buona figura davanti al cospetto dei campioni d'Italia. Certamente il divario lo parla chiaro ed è tutto sommato anche lo specchio di quello che si è visto, diciamo, dalla seconda metà del terzo quarto in poi. E chiaramente poi sarà importante il supporto del pubblico. Vi ricordiamo che è ancora attiva la campagna abbonamenti della De Longhi, che avrà bisogno di tutti i suoi tifosi per vedere poi seguire questa stagione. Ricordiamolo anche per giusta precisazione che nell'abbonamento non è compresa la prima partita di campionato, quella contro l'Armani Jeans del grande ex Ettore Messina, quindi insomma tifosi, c'è da muoversi per tempo, perché poi il Pallaverde sarà la prima, si gioca giovedì sera contro l'Armani Milano. Direi che se non parliamo di caccia al biglietto quasi. Sicuramente adesso tra l'altro sta per riaprire anche la campagna abbonamenti, quindi si vedrà anche il termometro del tifo com'è, ma io credo che questo primo anno di Serie A tutti i livelli, societario, di squadra e tifosi, sia un anno tutto da gustare, speriamo nel miglior modo possibile. E allora 2 su 2 per Stefano Tonut, 3:31 per arrivare alla fine di questa gara. Ricordiamo che entrambe le formazioni saranno in campo nel weekend. Prima sarà Venezia che giocherà nel torneo di Lucca, dove c'è anche l'Olympiakos, tra l'altro,
squadra che quest'anno giocherà un campionato tutto atipico, Silvano. Vabbè, sì, credo di sì, però va bene, cioè, confrontarsi sempre con le squadre migliori non può che darti e aggiungerti sempre delle cose molto molto importanti dal punto di vista tecnico, ma non solo. Mentre ci sarà confronto internazionale anche per la De Longhi al torneo di Vicenza. Ora qui c'è il time out richiesto dalla panchina della Reyer Venezia. Con la gara ormai già decisa, senza particolari ansie, dicevamo del prossimo impegno della De Longhi a Vicenza. Saranno assieme a Treviso protagonisti la Pallacanestro Trieste, la Virtus Roma e la formazione austriaca del Kapfenberger Bulls, e poi vi diciamo anche già quali saranno le gare. Sabato 7 la De Longhi giocherà proprio contro il Kapfenberg Bulls alle 19:45 e poi domenica le due gare giocheranno alle 17:30 in caso di finale terzo e quarto posto, o alle 19:45 contro in caso di finale. L'altra semifinale sarà appunto Trieste contro Roma, e così si potrà vedere all'opera un'altra neopromossa come Roma. La Virtus Roma, sì, che ha fatto molto bene anche nell'altro girone e che ha vinto proprio il campionato nell'altro girone. Trieste l'abbiamo già vista in amichevole contro Treviso, e anche qui man mano si va un po' a scoprire tutte le squadre, o quasi, insomma parecchie squadre che saranno anche, come per esempio Trieste e Roma, secondo me saranno anche squadre che dirette concorrenti della De Longhi per un posto il più alto possibile sopra gli ultimi due. E poi ricordiamo l'appuntamento del 13 e 14 al torneo di Jesolo, che sarà il preludio poi al grande appuntamento del Pallaverde quando arriverà il Fenerbahce, e lì sarà un'altra grande passerella per Treviso. Sarà il ritorno di tanti grandi giocatori. Ora Parks da 3 punti a segno, Jordan Parks. Perlomeno Treviso sta cercando di limare questo disavanzo. È l'atteggiamento che vuole e che pretende Menetti, giocare fino all'ultimo, anche se la partita ormai è andata, ma far vedere e mostrare che comunque l'impegno c'è sempre. Ancora Venezia in avanti con Austin Day contro Alviti e Imbro. C'è il fallo fischiato a Davide Alviti, ci saranno tiri liberi. Un altro aspetto di questa partita è che Venezia ha preso veramente pochissimi falli, conferma che forse è stato anche questo un aspetto importante. Venezia non ha ancora difeso al massimo. No, ma tutte le squadre, insomma queste due, ma un po' tutte in questo momento non possono che migliorare. Venezia sì, non ha speso molti falli perché non ne aveva bisogno, si è messa là davanti sotto canestro, nessuno tagliava fuori i suoi lunghi, non è che possono gli avversari pretendere che facciano fallo, va bene, ma fa parte del gioco. A noi di Treviso importava vedere al cospetto di una squadra così innanzitutto la mentalità della squadra, che c'è secondo me, perché vedi che lotta fino alla fine, poi paga dazio fisicamente, ma questo avverrà, temo e credo, non solo contro Venezia ma contro anche molte altre squadre. Chiaramente parliamo di Milano, parliamo di Bologna, insomma i top team di questo campionato, mentre entrato anche Lorenzo Piccin nelle file di Treviso. Minuti di derby anche per il giovane Piccin, fallo speso da De Nicolao, e a 2 minuti dalla fine chiaramente adesso si gioca principalmente per decidere quello che sarà il risultato finale, ma soprattutto per mettere minuti importanti nelle gambe, sia per Treviso sarà l'occasione naturalmente per mettersi in luce Cook da 3 punti, altro airball, naturalmente da prendere con le pinze la prestazione. Qui c'è
un po' tutto, nulla fischiato. Anche gli arbitri forse hanno ben pensato di cominciare a far scorrere il tempo per andare fino alla fine. È entrato Max Menetti addirittura in campo. È entrato Max Menetti in campo perché c'era una chiazza di sudore per terra e ha fischiato lui. Questo conferma che probabilmente molto feeling con gli arbitri stasera non ce l'ha Max. No, ma vabbè, ma niente di personale con loro, è lui proprio, è la sua indole, e che lui si sente molto partecipe a ogni partita, figuriamoci, anche in queste amichevoli, ma lui è sempre lì che sprona, che incita, che protesta, che corregge, e che è sempre lì che cammina. In campionato una cosa così non se la potrebbe permettere, diciamo a piedi di soligo a inizio di settembre ancora gliela fanno passare. Beh, per fortuna sicuramente, anche perché è stata una chiamata importante, perché adesso in questo periodo dell'anno la cosa più importante è evitare gli infortuni. Intanto errore al tiro da parte di Venezia, con Imbro che chiama lo schema, 1 minuto e mezzo alla fine, più 14 per i campioni d'Italia, con Imbro che si mette in proprio, arresto, tiro sbagliato, rimbalzo facile per Stefano Tonut. Saranno gli ultimi possessi di questa partita, che ha visto sicuramente la Reyer dominare. Attenzione perché c'è Udano, attenzione, contatto tra ginocchio, e vediamo anche Jordan Parks. Guardiamo Jordan Parks claudicante, scontri tra ginocchi, forse la peggio ce l'ha avuta Udano. Vediamo, esce Udano, rientra De Nicolao, e vediamo Parks in campo che tranquillizza lo staff di Treviso. Probabilmente botta sul ginocchio, sono quelle che fanno più male, Silvano. Sì, sperando che sia solo una botta, perché se c'è qualcos'altro allora è già più, ma credo che sì. Beh, Parks è ancora in campo, è lì, e qui vedo il ghiaccio sul ginocchio sinistro di Udano. Credo che sia solo una botta che deve essere assorbita poi col tempo. Sì, vediamo adesso lo staff medico della Reyer, vediamo proprio sofferente Ike Udano. Gli auguriamo che non sia naturalmente nulla di grave. È entrato nel frattempo anche Nicola Berdini per la Reyer, con Parks che ci sembra ampiamente ripresosi dopo la botta. Torna a segnare Jordan Parks, e meno 12 per Venezia, meno 12 per Treviso, che riesce a ricucire un po' lo strappo. Ancora la penetrazione di Stefano Tonut, eleganza sublime per Stefano Tonut, che ricaccia indietro ancora Treviso. 89-75, ultimi 2 possessi, poi suonerà la sirena di questa partita che vi abbiamo raccontato su Veneto Globe, che ha visto la Reyer vincere quello che è il primo derby della stagione, derby che tornerà in campionato nelle prime giornate di campionato. Si giocherà l'andata al Palaverde, e quindi subito un avvio in salita per la De Longhi, matricola di questa Serie A. Matteo Imbro in palleggio, si arresta e tira. Adesso le energie sono quelle che sono. Il rimbalzo di Berdini, ultimo attacco che probabilmente non si giocherà, con le strette di mano tra i giocatori. Vince la Reyer Venezia 89-75, risultato giusto. Treviso ha ancora tanto da crescere, Venezia ha dimostrato il suo potenziale, li rivedremo fra un po'. Sì, io voglio ricordare soprattutto quei 20 punti segnati soprattutto da Logan in quei 5 minuti di inizio della ripresa. Lì si è vista proprio la De Longhi dell'anno scorso, quella che correva, tirava, segnava, e anche con grande circolazione di palla.
Poi Venezia ha ripreso a giocare la sua pallacanestro, quella fisica, a controllare la palla, a costringere gli avversari a non correre più, e a quel punto la candela di Treviso si è spenta. Ma onore al merito sia a Venezia ma anche a Treviso, che ha fatto la sua partita, e la tendiamo adesso contro gli austriaci del torneo di Vicenza. Allora vi diciamo quello che è il risultato finale: 89 per la Reyer, 75 per la De Longhi Treviso Basket. Vediamo se adesso riusciamo anche a farvi sentire magari una voce per il post partita. Per il commento di questa partita è tutto. Adesso vediamo se riusciamo a lasciarvi qualche intervista, magari sentendo Max Menetti. Vediamo intanto chi è l'MVP, intanto che viene premiato, e dopodiché vi lasceremo la linea. Vediamo se intanto arriva qualche informazione sull'MVP, e poi anche se c'è possiamo avere qualche dichiarazione a caldo. Non si sente un po'. Veniamo adesso in diretta, quindi Facciamo bene Max in diretta? No. sai che Max ha bisogno dei suoi tempi? Allora, Fai un altro? Allora, siamo qui con Matteo Imbrò dopo questo primo derby della stagione. Matteo, insomma, indicazioni importanti, voi non siete ancora al completo, però ve la siete giocata. Sì, ce la siamo giocati, sappiamo che abbiamo visto che il livello fisico è aumentato, quindi dobbiamo cercare di pareggiare l'intensità, poi cercheremo di riguardare la partita e capire i nostri errori. Siete ancora una squadra in costruzione, adesso è arrivato anche Cook, vi mancano ancora Fotu e Tessitori, comunque c'è ancora tanta strada da fare. Sì, c'è tanta strada da fare, quando arriveranno anche gli altri due ragazzi cercheremo di inserirli il prima possibile, però dobbiamo capire che il livello di intensità è aumentato e quindi dobbiamo abituarci al più presto. Avete fatto un ottimo inizio di terzo quarto con 20 punti in 5 minuti, anche quello forse ha dimostrato il vostro potenziale comunque. Sì, è quello che ci siamo detti dentro lo spogliatoio, dobbiamo aumentare l'intensità, giocare tranquillamente in attacco e cercare di spingere loro a sbagliare in difesa, è quello che abbiamo fatto. Poi le energie sono calate, loro sono venuti fuori da campioni d'Italia e hanno allungato. Ultima cosa, adesso il prossimo appuntamento già subito, sabato e domenica, vi aspetta un altro torneo, doppio impegno di tutto, si gioca nel giro di 24 ore. Ma sicuramente ora cercheremo di riposarci, di guardare i nostri errori e di preparare al meglio questo torneo che ci serve per la preparazione del campionato. Ringraziamo Matteo Imbrò, il capitano della De Longhi, che adesso va a salutare anche i tifosi che sono arrivati fino a qui per sostenere il tifo della De Longhi. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare di altre voci anche da parte di Venezia. Naturalmente i tifosi stanno recuperando un po' di autografi e strette di mano con i giocatori e i tifosi, come normale che sia in queste circostanze, e in modo tale che proviamo a sentire anche
Coach Gianluca Tucci, vice allenatore della Reyer. Coach, allora sicuramente buone indicazioni per voi, minuti importanti contro una Treviso ancora incompleta, anche voi sicuramente manca Filloy, comunque indicazioni importanti. Sì, importanti su due aspetti, chiaramente quello fisico perché la partita è stata su ritmi alti, quindi abbiamo potuto testare le condizioni dei nostri, qualcuno chiaramente è indietro ma lo sappiamo, e poi anche sul piano mentale perché con Treviso il primo derby della stagione è stato già molto intenso sul piano dei contatti e questo ha fatto bene secondo me a tutte e due le squadre. In un periodo dell'anno in cui si gioca per provare, questa è stata anche una partita vera. Adesso per voi subito un nuovo impegno, giocate fra 48 ore e si alza anche il livello. Sì, è un torneo di squadre di Eurolega, per noi c'è una grande motivazione, però dobbiamo, come ho detto, bilanciare la motivazione con quelle che sono le condizioni fisiche. È importante distribuire i minuti per avere gradualità in questo precampionato. L'ultima cosa che le chiedo, abbiamo visto Udano uscire un po' claudicante da controllare, da vedere. Sì, da controllare, una contusione, però vediamo nelle prossime ore. Grazie mille a Gianluca Tucci, assistente allenatore della Reyer, e chiudiamo il nostro giro di intervista con Lorenzo Uglietti. Allora Lorenzo, l'impatto con la Serie A, insomma penso che già da queste partite si possa intuire qual è. Sì, sicuramente non c'è la partita migliore per provare la fisicità soprattutto della Serie A che giocare con i campioni in carica. Soffrivamo di centimetri e di peso, infatti si è notato nel primo tempo soprattutto che ci hanno massacrato a rimbalzo, però quella lì dipende anche dalla voglia nostra, infatti nel secondo tempo siamo riusciti a contenerli un po' e sicuramente è stata una bella prova, però c'è ancora tanto da lavorare. Avete tanto da lavorare, avete anche dei giocatori che dovranno arrivare e alcuni da recuperare. Sì, sicuramente, però quella non è la scusante per lavorare male o lavorare di meno o dire abbiamo perso per quel motivo lì. Adesso siamo questi, quindi la squadra è questa, lavoriamo bene con quelle che ci sono. Abbiamo visto da parte tua comunque il solito carattere, la stessa voglia di lottare su tutti i palloni senza paura a buttarsi dentro, perché questa poi sarà l'impatto fisico che ci sarà in Serie A. Certo, quello è sempre quello che provo a dare in campo in qualsiasi categoria, 2B, Serie A, dovrò farlo ancora di più perché sarà ancora più fisico e più difficile quest'anno. Ultima cosa, si ritorna subito in campo perché comunque giocando si mette benzina nelle gambe, cosa vi aspettate dal prossimo appuntamento a Vicenza? Sarà un altro bel banco di prova, due partite di fila in 2 giorni, servirà più che altro che mettere benzina nelle gambe per amalgamare più il gruppo con Tao, il ragazzo nuovo, e Charles, e quindi niente, vedremo. Grazie mille a Lorenzo Uglietti, gli auguriamo naturalmente buon lavoro, vediamo di recuperare ancora un'altra voce, poi prima di salutarvi naturalmente andiamo da Max Menetti che gentilmente ci regala 2 minuti del suo tempo. Eccoci qua, coach. Allora, intanto grazie per la disponibilità. Niente, ci mancherebbe, è che stavo cercando qualcosa da bere che non mi danno. Adesso ti la mandiamo subito a bere. Allora, il risultato in questi casi conta poco, che cosa hai visto della tua De Longhi? No, i risultati conta sempre, per quello che mi riguarda. È ovvio che abbiamo assaggiato cosa troveremo in Serie A. È evidente che loro sono i migliori di tutti perché portano sul petto lo scudetto, però al di là di diciamo così, di una buona propensione a fare delle cose insieme, dobbiamo fare dei corsi di recupero molto rapidi per arrivare al livello che ci compete. È ovvio che abbiamo giocato con i migliori di tutti, quindi non è una partita, comunque non era partita semplice, ma ci dà anche la cifra di quello su cui dobbiamo lavorare. Soprattutto la fisicità, ma soprattutto anche tutte quelle situazioni di letture, di furbizia, anche di scaltrezza, che soprattutto gli errori in questi casi fatti, che però fanno la grande differenza in partite come queste. Non è una scusante, però sicuramente un po' di centimetri ti mancano sotto canestro e lì un po'. Sì, ma non mi interessa, cioè è vero, è sicuro, cioè, vuol dire, è ovvio che ne tengo conto del fatto che ci mancano i nostri 2 lunghi, però non ci interessa, perché poi molti degli errori che abbiamo fatti erano errori che non erano dovuti ai centimetri, ma dovuti al fatto che non siamo ancora pronti ad affrontare una squadra che è così brava a cercarsi, e soprattutto è una squadra che sta lavorando insieme ormai da 3-4 anni con molti giocatori, e lo si vedeva perché oggettivamente giocavano tante situazioni che hanno giocate per interi campionati nelle ultime 2 stagioni. Abbiamo visto oggi i primi minuti di Cook, un giocatore che è arrivato, ha mostrato anche il suo atletismo. La tua impressione, che cosa ci possiamo aspettare da questo ragazzo? Di sicuro ci ha messo energia, e ovviamente era
come era normale spaesato, ha fatto giusto un allenamento ed è venuto grazie Ricky, dall'altra parte del mondo. Di sicuro è un ragazzo che cerca di capire, è un ragazzo che può darci veramente tanto atletismo, ci può dare veramente tanta energia. Adesso dobbiamo essere molto veloci, lui deve essere veloce il più possibile a trovare i suoi spazi, a capire com'è il nostro basket, insomma anche lui deve fare un corso ben accelerato, ecco. L'ultima cosa che ti chiediamo, sabato e domenica si torna in campo a Vicenza, nuovi avversari, si giocano 2 partite in 24 ore, rivedremo Nikolic o aspetteremo di vederlo? Vediamo, è molto difficile, non ha nessun problema particolare, deve solo far passare un'infiammazione che ha al retto femorale, in questi casi qui non ha alcun senso rischiare, quindi difficilmente ci sarà, poi vedremo, faremo un po' di turnover in modo che siano partite che da un lato ci servono ma dall'altra parte dove non possiamo assolutamente rischiare niente sotto l'aspetto atletico. Grazie mille a Max Menetti e buon lavoro, vi ricordiamo il risultato finale, l'ultima voce di questa diretta la lasciamo con Mirko Villanova. Grazie a Matteo Valente per la telecronaca e chiudiamo proprio con il sindaco. Sindaco, stavamo guardando gli spalti pieni in precedenza e adesso se ne sta andando la gente, direi un bello spettacolo comunque. Sicuramente una bellissima serata di sport, di armonia, abbiamo visto 2 grandissime squadre che ringrazio per aver onorato Pieve di Soligo per la loro presenza, ringrazio gli organizzatori e gli sponsor perché sostenere oggi lo sport è importante e soprattutto grazie veramente per quanto fanno, ringrazio in modo particolare anche la Curva Sud che ci ha allietato con questi cori fantastici e tutti quanti per la bellissima serata trascorsa insieme. È stata una succosa anticipazione di un campionato che si presume molto interessante, coccarda tricolore per Venezia, chissà, TVB è là, vedremo il prossimo anno. Basket Pieve 94 in Serie C, quindi anche per i nostri ragazzi veramente è stato un anno importante, sarà un anno impegnativo per quest'anno. Ho visto che ha visto la partita insieme al suo collega Conte di Treviso. Sì, ci ha onorato anche Mario Conte che ringrazio proprio per aver dato prestigio con la sua presenza questa sera. Grazie Sindaco, grazie e al prossimo anno naturalmente. Grazie, noi chiudiamo da Pieve di Soligo con questa gara che ha visto questa succosa anticipazione appunto dicevamo del campionato. E allora bellissima la gara, bellissimo il risultato 89-75 per naturalmente i campioni d'Italia in questo caso, ma la TVB ha fatto bene, ha reagito bene, ha lottato bene e chissà potrà dire la sua nel futuro prossimo campionato. A tutti voi, buona serata. you.